Oggi vi racconto di come ho passato l'intera giornata del mio 31esimo compleanno provando a sistemare il mio vecchio iPhone 6S. Io sono Mario e se è la prima volta che capiti su questo canale faccio il maker di professione e mi piace costruire qualsiasi cosa che mi venga in mente. Il giorno del mio compleanno è partito come tutti gli altri. Mi sono alzato alle 7 di mattina, mi sgranchisco e cerco di riattivare il cervello. Mi lavo la faccia e vado a prepararmi la colazione guardando di solito un video su YouTube. Faccio poi il punto della situazione con gli impegni della giornata e comincio a prepararmi. Non sapevo ancora che quella mattina la giornata non sarebbe partita affatto. Da buon maker mi sono sempre arrangiato a sistemare i miei telefoni, sostituendo la batteria, sostituendo lo schermo e prendendo pezzi di più iPhone diversi per unirli e creare un Frankenstein che funzionasse però. Per cui anche questo giro ho pensato cosa potrebbe andare storto. Ok, la giornata è già cominciata così, cosa potrebbe andare storto? Quindi lo smonto, scollego lo schermo, provo a ricollegarlo e puff! Fumo. A questo punto vado nel panico, vedo del fumo che esce dalla scheda madre e dico qua ho bruciato tutto, ho perso contatti, non avevo fatto il backup, ho perso qualsiasi cosa. Prima di andare nel panico faccio qualche ricerca online e scopro che l'iPhone 6S e l'iPhone 7 sono quelli che più in assoluto hanno avuto problemi di fabbricazione. L'iPhone 6S nello specifico ha questo difetto. I connettori, dove tu vai a collegare lo schermo insieme al Touch ID e la retroilluminazione, rimangono alimentati anche se tu spegni il telefono. L'unica cosa che puoi fare è scollegare la batteria e proprio qua è stato il mio errore. Il danno che è stato fatto a questo punto non è tanto alla scheda madre, che quindi è da buttare, ma soltanto al piccolo circuito che regola la retroilluminazione dello schermo. Nello specifico si sono bruciati dei micro invisibili condensatori che fanno da filtro per la retroilluminazione. Quell'operazione lì costa più che comprare un nuovo telefono, quindi impossibile farlo riparare. Capito qual era il problema? Che quindi non era la scheda madre ma solo i filtri? Qua ragazzi, qui mi viene il lampo di genio. Sto provando a vedere se riesco a far andare la retroilluminazione di questo per poter accendere il mio, visto che ho bruciato sulla scheda madre dei condensatori e ho appena scoperto che questo è il più e questo qui è il meno della prima metà e questo qui è il meno della seconda. Quindi se io su entrambi vado a mettere il negativo, ok, mi si accende la retroilluminazione dando 17 volt. Quindi ora salderò dei filetti microscopici, saranno questi qui, microscopici. Il mio obiettivo principale è quello di riuscire a fare il backup di questo telefono, quindi sto provando ad alimentare direttamente la retroilluminazione sul monitor bypassando completamente la scheda madre del telefono. Una volta collegato al computer e fatto il backup posso finalmente ripristinarlo. Io adesso provo e mettiamo il neutro qua e la fase qua. Porca guarda che forza, facciamo andare l'illuminazione molto bene. Però per dare 17-18 volt in continuo, se noi mettiamo due pile da 9 volt in serie e mettiamo meno qui e più qui e ho fatto pure l'interruttore, accendi. Mi sento troppo un genio quando riesco a fare ste robe qua. Ora adesso proviamo a vedere se riesco ad accedere. Ok, arrivati a questo punto è molto semplice. Io provo a collegare lo schermo, collego la batteria, provo a accendere la luce, provo a accendere il telefono. Qualcosina si intravede, però d'altronde ho tolto alcuni pezzi polarizzatori pronti per il nuovo test. Andiamo. Ciao Ale. Ciao. Oh, una mela? Si vede malissimo, si vede molto male, però potrebbe essere sufficiente a metà schermo per riuscire ad accedere e a fare il backup. Oh, ma non va il touch. Allora uno come fa? Me lo spieghi? È il problema che avevo stamattina. È il problema che avevo stamattina che non andava il touch. Di quella come faccio io a sbloccarlo? Come faccio? Ok, terzo schermo. Ho utilizzato questo qua di un altro iPhone 6S. Vediamo se questo giro accendi l'illuminazione,
accendi manca la batteria, accendi il telefono. Non sta andando molto bene qua. Oh no, ti credo, porca troia che non si vede niente, si è staccato un filo. Niente, bisogna andare a rifarlo. E via! Ok, lo schermo è stato ricollegato, le batterie ci sono, tasto home, schermo e batteria. Chiudiamo, colleghiamo, ok, ho visto già che si è illuminato e accendiamo. Spero che si veda il logo! Si vede il logo! E si vede bene, si vede bene! Bocca boia! Cioè, oh, se riesco a sistemarlo con 2 pile da 9 volt, grande. Collega subito, autorizza. Signore e signori, abbiamo il nostro iPhone collegato e adesso bisogna fare un mega backup. Ultimo backup nel 2018. Basta la ridere che... No, non è Ok, sto facendo il backup, vediamo se riesco, ci vediamo dopo. Ok, sembrava quasi tutto risolto, purtroppo il backup che ho fatto del mio iPhone è criptato e la password non ne ho la più pallida idea di quale sia. Adesso sto usando questa applicazione qua che sta facendo un attacco e sta vedendo se riesce a recuperarmi la password. Ormai è tutto il giorno che sono dietro a questo affare e spero di risolvere a una certa. Per niente semplice e alla fine tra tutto oggi ho buttato via la mia giornata cercando di risolvere un problema solo perché mi è caduto l'iPhone per terra. Dopo ore che provo a ripristinarlo, a fare il backup del mio per metterlo su questo, avevo il backup criptato, non sono riuscito a scriptarlo, per cui ho cancellato alcune impostazioni e adesso ho fatto di nuovo il backup, non è criptato e mi dice che non posso farlo perché devo aggiornare l'iPhone e via. Allora aggiorniamo l'iPhone. Questa avventura non sembra finire mai. Ok, sono riuscito a ripristinarlo, funziona tutto, c'è il backup del mio vecchio, ho perso alcune password per riuscire a decriptare il backup, però almeno ho recuperato tutto. Ora comunque ho già ordinato il nuovo iPhone che arriverà spero presto e nel mentre posso utilizzare questo qui. Che avventura, raga, ho perso letteralmente 24 ore per sistemare sta roba. Niente raga, questa è stata un'avventura incredibile su come ho risolto questo problema solo per accedere al telefono, fare il backup per poi prendere un telefono nuovo. Altrimenti sarebbe stato impossibile per me accedere al telefono se non spendendo più di 100 euro per farmelo sistemare, quando il telefono di per sé vale 100 euro. E quindi raga, la morale che possiamo trovare all'interno di questa disavventura qual è? Che essere maker è anche questo, è anche pensare fuori dagli schemi, secondo me, cercare la soluzione per risolvere il vostro problema. È anche una buona scusa per cambiare telefono. Figata, sono molto contento dell'acquisto, anche perché con questo riesco a fare contenuti migliori, principalmente su Instagram. Fammi seguire immediatamente. Ma prima di salutarci lasciami un commento con l'emoji del telefono, così capisco che sei arrivato alla fine del video, e scrivimi la riparazione più assurda e ingegnosa che tu abbia mai fatto. Io ti ringrazio sempre per essere arrivato alla fine del video, metti like e iscriverti per non perderti tutti i prossimi episodi. Ringrazio ovviamente i Patreon che supportano questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.